Aquest lloc s'appelle, després aquest dia, el Prat des Cremats. Aujourd'hui encore, ça brûle. Partout à travers le monde. L'actualité parle d'Ukraine, mais il y a d'autres massacres qui se passent un peu partout. L'intolérance che sia religioso, militare, intolérance radiosa, contro che? Contro le differenze, contro il diritto di essere differente, di pensare differentemente. Ma chi non vergogno? Chi non vergogno, voi dite? A pas brico cambiato, desempuix l'edat mejano. Ma che è aquest mondo cuiu? Aquí hi ha 214 que són morts. Sabeu per què són morts? Són morts per amor que han pas volgut canviar. Són morts perquè han pas volut abdicar, han pas volgut se plegar davant l'intolerància. És un símbol, és un missatge gran. E continua a di lo mondo. Pensi al mondo d'Ucraïne che si battono, che lottano per avere il diritto di esistere in tant que popolo. Per tutto. È caro. Il y a un mondo che si batte per avere il diritto di esistere o per avere il diritto di poter continuare a tenere la sua identità. Se passa in Catalogna e vedi la bandiera, se passa un po' per tutto. Noi che siamo a perdere la nostra identità occitana, che io non battesto, francamente, prima che la lingua, poco a poco, noi sappiamo che la parola disparaisce. Noi cal prendre exemple sur les catars, qui sont morts, qui ont baillat l'orbido, comme exemple, en pas capitat. Et nos attitudes devono pas capitat per nostra cultura, per nostra lingua, per nostra identità, per ciò che siamo, occitans. E més che devono considerare e aimar tutti els altres, che sono differenti e che hanno dret d'essere differenti. Accabi en tu dice, visco la differenza, visco la libertà, visco la nostra cultura, visco ciò che siamo, visco Catalogna e visco tutti i paesi, tutte le nazioni che sono minorità nel mondo e che hanno dret a esistere. Merci. Osco. E visco Italia. Visco.